Ed ora diamo la parola al dottor Paolo Madeschi con la sua consueta rubrica 3 minuti per la tua salute. Vediamo. Benvenuti a una nuova puntata di 3 minuti per la tua salute, la trasmissione che parla della salute e del sociale. Riprendiamo questa settimana, assieme all'avvocato Mazzon, alcuni concetti riguardanti il consenso, cioè il consenso che la persona dà a un qualsiasi intervento che viene eseguito, chirurgico o da indagini. Ecco, parlavamo la volta scorsa che noi medici dobbiamo firmare un consenso che abbiamo spiegato al paziente, ma ci troviamo di fronte a dei pazienti che potrebbero anche non capire. Cosa facciamo? Sì, bisogna distinguere innanzitutto se il grado di comprensione è un grado di comprensione normale e conseguentemente la problematica è semplicemente tecnica, e allora poi vedremo quale può essere la soluzione, oppure se ci troviamo invece di fronte a una persona che effettivamente è diciamo incapace di intendere e volere, nel senso che non ha la capacità naturale per comprendere determinate situazioni, anche per un eccesso di senilità. Nel primo caso la soluzione è una soluzione determinata dalle regole generali. Le regole generali obbligano il medico ad essere il più chiaro possibile. Cioè il medico deve spiegarsi in modo idoneo ma con termini semplici, deve aver presente che ha di fronte una persona che non è specializzata in medicina, non ha comprensione di termini medici e conseguentemente la spiegazione deve essere il più semplice possibile. In pratica il medico deve accertarsi che il soggetto effettivamente ben comprenda la situazione. Questo, dicevamo la volta precedente, è importantissimo proprio perché per esprimere il consenso la persona deve essere informata, cioè se non vi è un'informazione adeguata il consenso ovviamente non è valido. Nel caso però la persona effettivamente non sia in grado di capire perché magari effettivamente per l'età o anche per i problemi relativi alla malattia non è proprio in grado di rendersi conto, è chiaro che un eventuale consenso sarebbe assolutamente viziato. In quel caso il consenso non può essere espresso dalla persona incapace, ma la legge gli dà la possibilità di esprimere la propria opinione attraverso un legale rappresentante. In questo caso è necessario nominare attraverso il giudice tutelare, una volta un tutore, adesso invece con la nuova figura nata nel 2004 può essere nominato un amministratore di sostegno che è in grado a questo punto e ha l'obbligo di esprimere il consenso che può essere positivo o negativo e dipende ovviamente dall'informazione data dal medico, dipende nel senso di validità, cioè il consenso è valido sempre se vi è stata un'adeguata spiegazione. Ecco, mi pare quindi che è stato molto chiaro l'avvocato Mazzon, noi medici siamo proprio obbligati a spiegare il paziente firma che ha capito e quindi accondiscende a quel tipo di procedura di intervento che gli è stato spiegato ed ha capito quello che gli è stato spiegato. Bene, mi pare che sia stato spiegato molto chiaramente, quindi noi ringraziamo l'avvocato Mazzon e ci risentiremo la settimana prossima con qualche altro argomento. Arrivederci.